Allora, eccoci tornati in diretta, seconda parte di questa puntata di TV7 Match che dedichiamo anche questa sera alla pandemia, al Covid-19, perché i contagi continuano a essere ancora elevati, ma si discute molto dei vaccini che sembra stiano arrivando e che potrebbero essere disponibili almeno in parte per un numero limitato di cittadini europei anche prima della fine dell'anno. Saluto gli ospiti che abbiamo in studio, che ci hanno raggiunto. Buonasera al professor Giampiero Avruscio. Buonasera, grazie di essere qua ai nostri studi, presidente dei primari ospedalieri dell'ospedale Università di Padova, grazie per essere qua con noi. E buonasera al professor Enzo Raise, grazie di essere tornato qua nei nostri studi, è un infettivologo, ricordiamo già primario a Venezia e a Mestre appunto del reparto di malattie infettive. E con voi discuteremo allora di quella che è la situazione, di come sta procedendo questa pandemia e di quelli che sono i problemi collegati, perché adesso dobbiamo fare i conti, tra virgolette, con i vaccini. E allora, prima di farvi intervenire, io propongo subito un servizio che abbiamo preparato e che appunto ci dice un po', ci aggiorna un po' su quella che è la situazione dei vaccini. Sono saliti a 6 i contratti siglati dalla Commissione europea per i vaccini anti-Covid, 6 società farmaceutiche, così che i cittadini europei potrebbero essere vaccinati ancora prima della fine di dicembre. Finalmente vediamo una luce alla fine del tunnel, ha detto la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Gli Stati membri si devono preparare, si parla di milioni di siringhe, di catena del freddo, di organizzare centri di vaccinazione e formare il personale per farlo. Tutto questo va preparato, gli Stati devono approntare la logistica per il dispiegamento di centinaia di milioni di dosi di vaccini. L'ultimo accordo siglato è quello con la società americana Moderna per 80 e poi 160 milioni di dosi e potrebbe consentire appunto la vaccinazione prima del previsto, forse anche prima della fine dell'anno. Ma prima di andare oltre, il vaccino dovrà essere comunque approvato dall'Agenzia Europea del Farmaco. Certo, solo un vaccino sicuro ed efficace darà una soluzione duratura e sostenibile a questa pandemia, ma nella fretta di questa corsa per mettere fine all'emergenza non si può non notare la grande segretezza degli accordi firmati con le case farmaceutiche. Parliamo di accordi che potranno garantire circa 1,5 miliardi di dosi di vaccino, abbastanza per coprire l'intera popolazione europea e magari anche garantire una riserva strategica oppure una possibile copertura di aiuti a paesi in via di sviluppo. Ma di nessuno di questi accordi c'è la possibilità di visionare i termini, le condizioni, i costi previsti e, nodo fondamentale, le modalità di produzione e distribuzione. A sollevare la questione è stato anche il Financial Times, alla luce dei piani di spesa messi in campo dagli Stati, piani di spesa senza precedenti per un progetto medico-sanitario, senza considerare che anche la distribuzione comporterà spese miliardarie per i paesi, operazioni che dovrebbero avvenire nella massima trasparenza. La sfida industriale e logistica è senza precedenti e potrebbe incontrare delle difficoltà, mentre i tempi e le procedure del metodo scientifico vanno a scontrarsi invece con il desiderio di un rapido ritorno alla normalità da parte dei paesi che hanno puntato sul vaccino per la ripresa economica nel dopo pandemia. Resta il nodo della segretezza, come si diceva, segretezza degli accordi, una gestione misteriosa che mina la fiducia di fondo in un momento in cui invece l'opinione pubblica andrebbe rassicurata con dati scientifici certi e trasparenza anche nei costi. Allora, c'è un po' di mistero effettivamente attorno a questi accordi. Non si è parlato chiaramente di quelli che sono i costi da sostenere, il costo del vaccino, della dose e anche, come abbiamo sentito, la produzione e la distribuzione. È una prassi normale, professor Raise? Sì, è una prassi normale finché non viene approvato dalle autorità regolatorie, la Food and Drug Administration americana e l'EMA europeo, e in Italia poi c'è l'AIFA che è un sottolivello dell'EMA, il prezzo non viene fissato. Sappiamo quello che la stampa ci dice, che costerà dai pochi euro a 19 euro, e non abbiamo anche dei dati scientifici
cioè quando sarà approvato dall'EMA, l'EMA naturalmente analizzerà i dati scientifici. Per ora abbiamo delle lettere ai giornali scientifici, per esempio del vaccino cinese non sappiamo nulla, sappiamo che viene utilizzato in Brasile, che è stata temporaneamente sospesa la somministrazione per gravi effetti collaterali. Del vaccino russo non sappiamo nulla, aspettiamo che l'Ungheria, che ha dichiarato di usarlo, lo utilizzi, perché poi non si capisce come mai in Russia ora debbano avere ancora decine di migliaia di casi, se abbiamo lo Sputnik 5. Per arrivare ai vaccini invece della Pfizer e di Moderna e dell'AstraZeneca, che sono quelli addirittura d'arrivo, ecco, sono senz'altro i primi due molto promettenti, perché arrivano su livelli di produzione di anticorpi del 95%, tra l'altro con una tecnologia molto innovativa, mentre l'altra, che è una tecnologia un po' più vecchia, l'AstraZeneca, oscilla tra il 60 e il 90% e deve forse rifare un braccio di sperimentazione, perché funzionerebbe più quello a mezza dose e poi una dose ripetuta che non l'inverso. Quindi è evidente che c'è molta segretezza, nessuno svela i propri piani, quindi sappiamo a larghe linee come si sviluppa e la produzione di anticorpi, non sappiamo poi, cioè sappiamo che è protettivo nei confronti della persona che produce gli anticorpi, ma non sappiamo poi se questa può diventare a sua volta portatrice del virus in maniera asintomatica. Sembra di no, ma ancora i dati non sono chiari. Certo, quando sveleranno i loro piani lo sapremo. Certo, ecco, professor Averuscio, si deve mettere in moto una macchina anche per le vaccinazioni che non ha precedenti, una vaccinazione di massa che non c'è nella storia. Guardi, intanto non si trova neanche il vaccino per questa influenza, mi sembra, che ogni anno insomma c'è, eppure il vaccino per questa influenza si fa fatica adesso a trovare. Nel servizio che avete mostrato di sfuggita si è parlato, insomma, dite che deve essere approvato dall'Agenzia europea, che è appunto, come diceva il dottore prima, è appunto l'istituto regolatorio. Ora, finché lo dice un politico, che sia di alto rango, voglio dire, che sia qualunque politico, un'istituzione anche europea, sempre politica, che sia nazionale, che lo affermi anche l'amministratore delegato di un'azienda farmaceutica, che poi tra l'altro anche mi sembra che abbia guadagnato anche bei milioni di euro, no? Sì, ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Sì. Io cosa vuole che le dica? Io aspetto la scienza. Io sono abituato a ragionare appunto quando insomma leggo qualche articolo scientifico, quando mi si dice, quando mi si dice per esempio, non so, vede, un qualsiasi farmaco è accompagnato dal cosiddetto bugiardino. Che cosa vuol dire questo bugiardino? Dove vengono come dire, scritti tutti gli effetti collaterali, gli effetti indesiderati. Io di questi vaccini onestamente non so proprio nulla. Le dico, sono un umile come dire, medico, però non so nulla. Insomma, quando leggerò qualcosa su questi vaccini io dirò, quindi io non sono un politico. Non appartengo a un'azienda farmaceutica e quindi non mi rischio di dire nulla. E dico solamente che un vaccino comune sull'influenza adesso si fa fatica a trovare. Quindi poi dopo il resto non ne so nulla, per cui insomma, io chiedo scusa per l'ignoranza, ma non è un'ignoranza voluta, è che effettivamente non si sa nulla. Sappiamo quello che dicono i politici
insomma, sa, io alzo le mani. O le case farmaceutiche che annunciano. Io alzo le mani. Si sono bruciate le tappe, professor Raise? Sì. Cioè, com'è stato possibile? Com'è possibile? Sì, c'è da dire che è un'emergenza mondiale. Se dovessimo aspettare gli 8 anni che di solito trascorrono, moriamo di fame o la maggior parte muore. Faccio 2 esempi che fanno parte della mia vita. Nel 1996 la cura per l'HIV la scoprimmo attraverso un'associazione di 3 farmaci. Era una sperimentazione dove il Veneto e Venezia c'era. Interrompemmo immediatamente la sperimentazione, demmo a tutti quei farmaci, dopo ne uscirono altri. Bene, si rivelò una scelta assolutamente valida. Persone che erano allettate di 30 o 40 anni si alzarono come Lazzaro alzati e cammina, a tutt'oggi vivono, hanno una famiglia e hanno dei figli e lavorano. Altro esempio, il virus C dell'epatite. Sembrava che la terapia con l'interferone che funzionava poco, eccetera. All'improvviso la sperimentazione con 2 farmaci ci evidenziò un tasso di guarigione del 95%, anche lì fu interrotta la sperimentazione e passammo al trattamento. Ci sono esempi eclatanti nella storia della medicina. Quindi erano farmaci che erano ancora in fase erano in fase sperimentale, certo, e fu dato immediatamente da parte delle autorità regolatorie, perché chi siede nel comitato dell'AIFA o dell'EMA non è nato ieri, sono persone che hanno un background scientifico come abbiamo noi, e di conseguenza valutano i pro e i contro su decine di migliaia di volontari e vedono quali sono le prove. Quindi l'accelerazione come tale è un fatto dovuto agli investimenti che sono stati enormi, non è dovuto a situazioni soltanto di mero guadagno, considerando poi che chiaramente la politica degli annunci fa parte del mondo occidentale, per cui se comincia ad annunciare una la Pfizer, la seconda la Moderna, la terza la AstraZeneca, è chiaro che in borsa qualcuno ci vorrà guadagnare, però fondamentalmente il problema della salute pubblica è il problema sul quale gli stati hanno investito miliardi di euro, per cui è assolutamente necessario un ritorno in termini di salute. Questa è la richiesta, e quando sarà disponibile, suppongo, io per primo lo farò, perché ritengo che le autorità sanitarie del mio paese e dell'Unione Europea siano talmente valide da poter dare il via soltanto in condizioni di sicurezza. Sì, è anche vero che ci sono anche nella storia della medicina dei farmaci che poi sono stati ritirati proprio per i danni che questi provocavano, anche perché teratogeni, perché creavano tumore, eccetera. Insomma, questa è storia della medicina. Come per esempio anche questo farmaco antivirale del Remdesivir, che insomma sembra che abbia molti effetti collaterali, e sembra che insomma anche questo non sia di funzione. La storia della medicina, quello che conta è la scienza. La scienza sempre e comunque, perché ci sono le fasi di sperimentazione, fase 1, 2, 3, 4 in vitro sugli animali, sugli uomini, anche perché dobbiamo sapere se questo, qualsiasi farmaco, qualunque farmaco, se effettivamente provoca danni a distanza, se per esempio provoca un'immunità a distanza o meno. Insomma, sono cose che la scienza, cioè il metodo scientifico, serve proprio per proteggere la persona, per proteggere la salute. Il metodo scientifico prima di tutto, perché se noi deroghiamo a questo, e allora insomma possiamo anche creare dei morti, non è detto. Io credo che al politico di qualunque rango, europeo o nazionale, debba sostituirsi la scienza. Quando me lo dirà la scienza è un discorso, se me lo dice il politico o una ditta farmaceutica è un altro discorso. Certo. Sì, ma abbiamo un momento in cui l'urgenza va in conflitto con la scienza, perché giustamente i vaccini non si tengono lì per 8 anni per niente, si fanno sperimentazioni e l'effetto del vaccino anche per i danni collaterali
comporta un tempo dell'uso di questo vaccino e controllare gli effetti che fanno, insomma, questo è. Però naturalmente questa è una scelta, o moriamo di fame o moriamo di Covid-19, e quindi diciamo che si cerca un compromesso in questo momento, o sbaglio? Ma guardi, i compromessi, ripeto, la scienza vale sempre e comunque, cioè, l'evidenza scientifica è quella che su cui noi ci basiamo. Io non credo che bisogna scendere a compromesso. Bisogna verificare effettivamente, ecco perché esistono anche delle istituzioni regolatorie che devono verificare, no? Devono verificare effettivamente che cosa si è provato. Non sappiamo nulla, ma almeno che rendano evidenti i dati, no? Certo. Possano renderli evidenti, non dico che rendano evidenti i segreti, ma almeno i dati. Per esempio, quando sono usciti i nuovi anticoagulanti, parliamo di un discorso che interessa l'angiologia, e i nuovi anticoagulanti rispetto al Coumadin, eccetera, sono stati fatti degli studi, non è che sono stati aspettati chissà quanti anni, voglio dire, però almeno sono usciti. Poi dopo effettivamente la pratica reale rispetto agli studi scientifici è diversa, ma almeno le fasce di età, a chi farlo, per quali patologie, per quanto dura, insomma ci sono delle cose, delle informazioni che sono scientifiche e che vanno date. La scienza non può rimanere chiusa in un cassetto e solo per pochi. Certo, insomma non è un cassetto, è solo per pochi che non vogliono diffondere il meccanismo o la scienza, perché noi siamo sempre soggetti, siamo stupidi rispetto agli scienziati, allora non vogliamo informare nessuno, così alla fine se succederà qualcosa è un imprevisto e non una cosa prevista. Ma questo vaccino potrà essere universale, cioè potrà avere effetto contemporaneamente per il virus che si è modificato negli Stati Uniti piuttosto che in India, piuttosto che in Europa o in Africa o in Sud America, perché a me risulta che persone che hanno avuto anche patologie, cioè effetti gravi del vaccino del coronavirus, poi si sono infettate di nuovo sempre con un altro coronavirus e hanno scoperto che la seconda infezione, cioè non erano, nonostante avessero gli anticorpi per il primo, la seconda infezione era perché era mutato il coronavirus. Prego, sì, professore. Il coronavirus ha un tasso di mutazione che è notevolmente inferiore al virus dell'AIDS, per il quale non si riesce a fare attualmente il vaccino. Il coronavirus, pur mutando, ha una stabilità nell'ambito di quelli che sono gli anticorpi centrali nei confronti del virus, tant'è che i due primi vaccini, quello che sta a -70 e l'altro dei Moderna a -20 e poi a -4, hanno questa tecnica innovativa, ossia hanno un RNA messaggero che non è altro che un codice con una variazione nucleosidica. Viene introdotto all'interno dell'organismo la cellula immunitaria, lo assorbe e come in una catena di montaggio va a produrre gli anticorpi da parte delle cellule B e cellule T, che sono le due branche dell'immunità. Produce tanti anticorpi che sono contro l'antigene, cioè la parte virale, si chiama spike, che è quella che permette al virus di legarsi a noi. Quella lì è mutata pochissimo, sono mutate altre parti del virus, per cui si ritiene fondamentalmente che questi vaccini raggiungano lo stesso un alto livello di specificità e di blocco dell'infezione. Quello che appunto lei dice, professore, è la reinfezione che è avvenuta in determinate persone, e questo pur rara avviene anche per altri virus. Parlo del virus ad esempio della dengue, che è in zone tropicali, dove se uno acquisisce la prima volta l'infezione, poi
la seconda infezione produce un tale booster di anticorpi che dà una vasculite, ossia un'infiammazione che è simile a quella del coronavirus a livello dei vasi del sangue. Questo è un meccanismo purtroppo che va sotto il nome di iperreazione, come quelli che vanno incontro a quelle polmoniti da coronavirus gravissime, e sul quale dobbiamo introdurre gli anticorpi monoclonali per bloccargli l'immunità, oppure fare dosi massicce di cortisone per bloccargli l'immunità, perché sono quelli che sono né sotto né in mezzo, ma sono iperreattivi, sono quelli che hanno un'immunità esagerata, e ci sono tra noi una risposta esagerata dell'organismo. Esatto, ci sono tra noi le persone che hanno un'immunità esagerata, perché certo, l'immunità non ammette deviazioni dalla media. Se sei sotto ti prende tante infezioni, se sei sopra non è che sei iperprotetto, hai queste reazioni patologiche da un punto di vista immunitario, diventa un sistema immunitario che aggredisce se stesso. Certo. Paradossalmente, come avviene nelle artriti reumatoidi, nel lupus. Ecco, è un paradosso simile, succede una questione di questo genere. Sicuramente questo è uno dei fattori, ma sembra che questo vaccino agisca nella capacità del virus nell'entrare nelle cellule, perché lui ha bisogno di entrare nella cellula per procreare, e quindi poi un po' il meccanismo di altre infezioni. E quindi quello che cercano di fare non tanto di inglobare in proteine che blocchino il vaccino, ma quanto togliergli la chiave di apertura della cellula. Esatto. Prego. Esatto, cioè noi dando quell'RNA messaggero che fa produrre esattamente gli anticorpi antiproteina spike, che è quella che si lega con una chiave, con quella della serratura, e produce l'apertura della cellula. In questa maniera noi andiamo a bloccargli questo recettore, lo trova occupato e il virus si denatura e muore. L'RNA che viene inserito è RNA messaggero, che si chiama messaggero proprio perché ti dice guarda che devi produrre questi anticorpi, viene poi denaturato perché le cellule del corpo umano hanno delle evoluzioni dove denaturano sia il DNA che l'RNA, quindi fondamentalmente è un concetto completamente nuovo da un punto di vista anticorpale. Prima i vaccini erano o virus viventi attenuati o virus invece uccisi. Invece adesso facciamo produrre alle nostre cellule gli anticorpi attraverso un RNA, quindi è completamente rivoluzionato, è una terapia genica, cioè quello che cerchiamo di curare le malattie genetiche, questa è una terapia genica. Quindi non viene coinvolto il fegato nella produzione di anticorpi? Il fegato è una delle sedi dove si possono produrre gli anticorpi, perché ci sono le cellule dell'Langerhans, che sono cellule particolari che cosa fanno? Processano gli antigeni, di solito è più la milza, i linfonodi, e lungo l'intestino c'è il sistema immunitario che rappresenta il 70% della difesa. Una volta il termine di diciamo messaggero era la proteina che andava a prendere lo stampo dell'antigene e lo portava al fegato, quindi portava il messaggio e il fegato poi produceva le proteine che andavano a stamparsi sul adesso non è più così. Adesso è sempre così, ma non è per questo virus. Ma non è per questo. Usiamo una vecchia terminologia su una tecnologia nuova. Certo, allora adesso io vorrei proporvi invece una breve intervista di Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore della Sanità, e di Gianni Rezza, Direttore Generale Prevenzione del Ministero della Salute, che ci dicono quanti saranno gli italiani che si dovranno vaccinare per avere un risultato, tra virgolette, sufficiente. Sentiamo. 2. In genere la soglia di immunità di gregge o di comunità che si raggiunge e che è necessaria per stabilire un cut-off al di sopra del quale
il virus non circola più, circola molto di meno, cioè quando si crea l'immunità di gregge, dipende dall'R con 0 del germe. Qua stiamo intorno probabilmente a 3 come R con 0, non sto parlando dell'RT, sto parlando dell'R con 0, quindi il numero di casi generati da un singolo caso all'inizio dell'epidemia in assenza di intervento, naturalmente tenendo conto del fatto però che c'è un'ampia popolazione suscettibile. Bisogna farsi qualche calcolo per stabilire qual è il cut-off di copertura vaccinale di sopra del quale noi otteniamo l'immunità di gregge. Grosso modo la sparo libero, vorrei dei modelli matematici a conforto, almeno il 60% della popolazione dovrebbe essere vaccinata, probabilmente fra il 60 e il 70%. Se diciamo il 70% per stare larghi, vogliono dire qualcosa come 42 milioni di italiani, ed è chiaro che è una sfida importante perché una campagna di vaccinazione così massiva è indubitabilmente straordinariamente impegnativa. Ecco, beh, insomma, stiamo parlando del 60-70% degli italiani a Bruscio che dovranno aderire alla vaccinazione. Sì, è una grande... E c'è il punto interrogativo poi se renderla obbligatoria oppure... Una grande percentuale, ma in medicina, esiste da un certo punto di vista la non obbligatorietà in tutta la medicina. Cioè quando ci troviamo di fronte, io parlo da ospedaliero, di fronte a una terapia che dobbiamo dare a un paziente, c'è necessario il consenso informato. Il consenso informato, cioè il paziente deve essere informato su tutto quello che noi andiamo a fare, su tutto quello che possono essere gli effetti collaterali, su tutto quello a cui può andare incontro anche di cose negative, e a questo il paziente firma coscientemente e dice sì, io lo faccio. Però se il paziente mi dice no, tu mi hai informato, anche se a rischio la mia vita, ma io non voglio farlo, io non sono obbligato, cioè almeno non c'è un obbligo. Per esempio, le faccio questo esempio che è successo, che insomma anni fa c'era una anziana signora a cui un medico, per salvare la vita a questa paziente anziana che era affetta da un'ischemia critica, cioè il sangue non arrivava insomma ai piedi, alla gamba, ha operato una amputazione di un arto, ma per salvare la vita alla persona. Se non faceva questo, la persona moriva, perché si infettava la ferita, eccetera, moriva. Non ha però detto alla signora guarda che io faccio questa cosa. L'ha fatta nonostante la signora non voleva. È stato condannato il medico perché ha fatto qualcosa contro la volontà della persona. Quindi noi viviamo, diciamo che il concetto di salute è cambiato negli anni. Mentre prima il medico poteva fare qualsiasi cosa sul paziente senza avere un'alleanza, diciamo, col paziente, adesso invece negli anni si è sviluppata tutta una legislazione a favore dei pazienti, in cui effettivamente non è il medico che propone, fa e dispone, ma deve esserci necessariamente la volontà e la partecipazione del paziente. Se questa non c'è, io come medico non posso fare nulla. Ecco, questo è il concetto fondamentale. Ora, che si voglia derogare a questo, ci vogliono delle leggi apposta, anche perché, vede, se nel momento in cui io faccio un'azione e da quell'azione ne deriva un danno al paziente, che è stato obbligato a farlo, allora di chi è la responsabilità? Chi è che ne risponde? Il medico? Lo Stato? La casa farmaceutica? Chi è? Perché noi purtroppo come medici, soprattutto in ospedale dove c'è un grosso rischio clinico, lei pensi ai chirurghi che vanno in sala operatoria, il rischio clinico che, verso il paziente e verso se stessi, perché è rovinato una carriera se tu sbagli, certo. Insomma quel rischio clinico chi è che lo assicura?
Certo. Deve assicurarselo il medico a quel punto, è tutto sulle spalle del medico. Allora questo è, come dire, questa alleanza tra il consenso informato vuol dire questo, vuol dire che il paziente è libero di... Le faccio un esempio anche del Covid. Se un paziente è Covid positivo ed è ricoverato in ospedale e il paziente Covid positivo decide di non stare in ospedale, nessuno può obbligarlo. È chiaro che poi dopo deve stare a casa e guai se esce, ma in questo senso no, è successo che i pazienti sono stati dimessi, è successo, non è una cosa che sto dicendo una fantasia. Il paziente Covid positivo, l'abbiamo letto anche sui giornali, nessuno ha potuto obbligarlo a letto. È chiaro che poi a casa non poteva uscire, non so se rendo l'idea, però questo succede. Certo, abbiamo un telespettatore che vuole intervenire, aspettiamo un attimo, prego. Sì, sentiamo il telespettatore. Sentiamo il telespettatore un attimo. Allora, il signor Sebastiano mi hanno detto dalla regia, buonasera, da dove chiama? Buonasera a lei, siamo da Abana e tutti i suoi ospiti. Prego, si abbassa il volume del televisore per cortesia. No, ce l'ho abbasso, Ok, perfetto. Prego. Niente, io appunto su questo vaccino, no? Naturalmente c'è stato Crisanti che ha detto che lui non ce lo farebbe. Io dico, no? Tutti questi grandi esperti che vanno in TV invece di creare terrorismo, perché già la gente ha paura di questo vaccino, se viene un esperto e mi dice a me io non me lo faccio, se non te lo fai tu perché me lo devo fare io? Poi dico io, se vogliamo mettere obbligatori, sappiamo che non si può, però possiamo fare un'altra cosa, chi si fa il vaccino vuole andare in discoteca, ci va. Se non ti sei fatto il vaccino, non ci vai in discoteca, non vai a fare assembramenti. Vedrà che tutti i ragazzi se lo faranno questo vaccino. Bisogna costringere con le buone, anche un po' con le cattive, in modo che fare questo patentino. Altrimenti non ne usciamo più, perché comunque questo è un coronavirus come tutti i resti dei coronavirus che non andrà più via. E quindi per andare via bisogna che facciamo il vaccino e minimo dobbiamo essere il 70%. Quindi o ci mettiamo in testa di fare questi vaccini tutti quanti oppure non usciamo più fuori di questa situazione. E tutti questi aspetti, visto che ci sono problemi con gli ospedali che non hanno dottori, tutti questi aspetti invece di andare in TV dalla mattina alla sera a chiacchierare, che vadano a fare in prima linea a lavorare, non andare in TV in tutti i programmi, perché tutti questi esperti vanno in tutte le TV nazionali, magari in una TV privata. Come voi non ci vanno perché siete nel privato, siete regionali. Vengono anche qua. Vengono anche qua, signor Sebastiano, non si preoccupi. Grazie del suo intervento. Un attimo, fare un intervento non scientifico. Noi facciamo queste trasmissioni per dare la massima diffusione della importanza, della pericolosità del vaccino, perché abbiamo visto dei politici di grande levatura che hanno consensi oltre il 30% che si facevano il selfie. Vuol dire che si è creata una mentalità antiscientifica e allora direi che i politici possono anche buttarsi giù dalla rupe, no? Però diciamo ai cittadini quello che sta succedendo e lo diciamo in buona fede e con la massima diciamo, cautela possibile. Però io colgo l'occasione di questa telefonata e ringrazio il telespettatore perché mi apre un'altra visione, un altro punto fondamentale dell'informazione. Perché è vero che la scienza fa la sua corsa, ma possiamo anche informare non solo cosa fa il vaccino, ma anche come il cittadino si deve comportare. Allora, se il cittadino non si comporta secondo i criteri, naturalmente, che la scienza detta, fa danno a se stesso, perché può essere contaminato, ma fa danno anche agli altri. E indirettamente o direttamente fa danno all'economia e questa economia ricadrà su tutti, compreso quello che trasgredisce ai consigli. E quindi il suggerimento è
seguire, non dico la nostra trasmissione, ma comunque anche la nostra, nel essere attenti e memorizzare ogni giorno, perché poi il silenzio fa sì che le cose sembrano ormai superate, insistere sulla cautela, perché questo vuol dire non soltanto avere un parente anziano, ma vuol dire anche che ci sono dei meccanismi che si stanno inceppando, e non sono solo gli ospedali, che sono i più, diciamo, visibili, ma per esempio le banche, l'economia e tutto il resto, e chi ne approfitterà, perché ci sono delle organizzazioni criminali che stanno approfittando di questo sbalzo, diciamo, economico per guadagnare di più. Allora dobbiamo vedere, fai agli altri quello che vorresti che fosse fatto a te, o non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, e direi che questa cosa funziona per il coronavirus. Ed è il primo vaccino. Il secondo vaccino, che io suggerirei, che tutti ce l'hanno in tasca, no? È quello del comportamento. Ma a questo punto, mea culpa, lo dico a me stesso. Perché? Perché abbiamo assistito a migliaia di ore di trasmissioni senza spiegare il comportamento. Tutto si riduce a lavati le mani, mettiti la mascherina. Allora, se uno sta dentro a un laboratorio dove è possibile l'infezione con virus, batteri e cose di questo genere, sa benissimo che il comportamento delle persone in strada, nei luoghi pubblici, eccetera, noi siamo in un laboratorio in questo momento. Il rischio è lo stesso, forse di più. E abbiamo persone che entrano dentro, come quello delle pulizie, che non sa cosa sta facendo, non sa il pericolo, eccetera. Allora, a cosa voglio arrivare? Noi che abbiamo in mano l'informazione non abbiamo fatto delle spiegazioni didattiche sul comportamento. Faccio un esempio per tutti. Tutti vanno al supermercato, prendono il carrello con le mani e vanno dentro, non c'è problema. Allora, la prima cosa, quel manico del carrello è stato usato perlomeno da altre 100 persone prima, e nessuno l'ha disinfettato, qualcuno il distinto lo fa, ma non tutti. Quello che non lo fa, se c'è, se lo becca e se lo prende sulle mani. Dopodiché va a scegliere la frutta, e sceglie la frutta e la mette nel carrello. Il carrello può darsi che sia anche infettato, perché il virus non sta solo sul manico, abbiamo visto, e dura anche giornate, è un virus che non muore subito, e diciamo che in un clima abbastanza, morirebbe se fosse estate, questo invece d'inverno campa meglio. Poi tocco la frutta, tocco le cose, porto a casa e dico, io ho la mascherina, mi lavo le mani e sono a posto, non è così. Questo è l'esempio più banale che possiamo fare, no? Ma quante altre azioni facciamo durante la giornata che non prevediamo che la cosa funzioni in una certa maniera, che io mi proteggo, sono in un laboratorio, mi sono veramente protetto. Allora chi lavora in un laboratorio sa perfettamente come comportarsi, anche se qualche volta sbaglia. Abbiamo visto che questo virus è uscito da un laboratorio, no? Quindi qualcuno ha sbagliato o l'ha fatto apposta, vabbè, comunque le supposizioni le lasciamo stare. Se le televisioni, le radio, i giornali avessero spiegato con attenzione qual era il comportamento, e le scuole, e quindi bisogna insegnare agli insegnanti che cosa spiegare, come chiedere ai ragazzi la loro responsabilità, allora probabilmente questa pandemia, che noi la risolviamo chiudendo tutto, probabilmente non sarebbe stata a questo livello. Questo è il punto. Quindi un negozio, quando chiude, ha bisogno di un disinfettante, di come si dice, una macchina che emetta delle sostanze nell'aria, in maniera tale da chiudere il negozio e riaprirlo il giorno dopo pulito, eccetera. Queste sono alcune indicazioni. Allora, tutte queste ore che sono state fatte per insegnare alle persone, non è stato fatto la cosa più elementare, l'ABC, l'educazione che poi diventa etica, e soprattutto
preservare se stessi e gli altri da questa pandemia che ci sta calando sulla schiena. E poi deve diventare un'abitudine di comportamento, no? No, deve essere un'abitudine di comportamento come noi abbiamo imparato, e questo è avvenuto dopo la guerra, perché prima il sapone era una cosa rara, io ho l'età per ricordarmelo, le donne si rubavano, andavano alla liscia, come si chiamava da noi, no? A lavare col sapone, e una con l'altra si rubavano il sapone, no? Te me che roba il saon, dammi indrio, e tutte cose di queste, baruffe, ciosotte, no? Che si chiamavano. Ecco. È nato l'abitudine. Quando sento qualcuno, uno storico famoso, Barbero, che dice ma quella pandemia della spagnola, questa non sarebbe neanche presa in considerazione, non considera un fattore fondamentale che noi abbiamo i detersivi, che noi abbiamo il sapone, che noi abbiamo dei sistemi, e solo l'urgenza è una Croce Rossa che ti viene a prendere a casa, degli ospedali organizzati con la rianimazione. A quell'epoca non esistevano, non si poteva neanche pensare a una cosa di questo genere, quindi la spagnola ha avuto quello che ha avuto perché nessuno ha avuto la capacità di frenarla, non c'erano medicamenti, l'unico era, credo, l'aspirina, no professore? E l'aspirina era quella che ci consentiva forse, e qualcuno è morto di aspirina, a quello che leggevo nei libri, nei testi di storia della medicina, ecco. E quindi vediamo se nei prossimi giorni riusciamo a fare degli spot pubblicitari sul comportamento. Certo, Prego. ma adesso andiamo un attimo in pubblicità, dopo torniamo per un ultimo breve frammento, diciamo, di questa parte della trasmissione che dedichiamo al Covid, e sentiremo anche da voi quelli che possono essere i comportamenti, diciamo, che ci permettono di evitare un possibile contagio. A tra poco.